Mister Tarantino, 3 punti importantissimi per l'Accademia Trapani in casa col Montelepre, servivano come il pane. Sì, ti dico che questa settimana la squadra ha lavorato alla grande. Venivano da 7 risultati, 8 risultati consecutivi negativi e i ragazzi giustamente li ho preso che avevano il morale sotto i tacchi. Però lavorando con la voglia che hanno, secondo me ancora possono dare di più perché devono rientrare i 4 infortunati. C'è da lavorare, però siamo nella buona strada. Le stavo chiedendo proprio questo, quanto ha già visto la sua mano in questa squadra e anche quanto è stato importante l'innesto di Ferotti appena acquistato, schierato subito Ma titolare. Alessio è un giocatore importantissimo, l'ha dimostrato negli anni, nelle squadre dove ha giocato. Per noi è una pedina fondamentale come lo sono tutti, perché oggi abbiamo dimostrato che possono giocare tutti, ho fatto giocare purtroppo 2 o 3 giocatori fuori ruolo perché comunque siamo in grande emergenza, però questo non ci deve spaventare per come abbiamo fatto oggi, abbiamo battuto un'ottima squadra come il Montelepre che la settimana scorsa in 3 minuti ha messo una partita in piedi con il Partinico. Faccio i complimenti pure al Montelepre perché tenevano bene la palla e giocavano bene, si vede già la mano di quello.